Ottava e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, un confronto a reclamare, confronto più affollato del pomeriggio, 12 al via sul miglio, 1 Viola Orsini, 2 Seapont J-Bay, 3 Zagreb Trio, 4 Sergiti, 5 Sessegna Spritz, 6 Upper FKS, seconda linea 7 Sognatore Adri, 8 Un Passion Play, 9 Urius Caf, 10 Ulisse degli Dei, 11 Perical Tab, 12 Zenz. Il pronostico vede favorito Urius Caf in chiusura 2,18, la quota numero 9 Enrico Bellei, macchina che accelera. Partiti in questo momento con la velocità di Sergiti che cerca di superare Sippon J-Bay, mentre rimane fuori corsa Zenz e parte con cautela Urius Caf. Intanto in vantaggio Sippon J-Bay che ha respinto Sergiti, costretto all'esterno dopo 200 metri in 14,4, veloce anche Viola Orsini che lungo la corda è in seconda posizione. Sergiti insiste però all'attacco di Seapont J-Bay, attacca dopo 400 metri, 29 secchi 400 iniziali per i due che comandano la corsa. Viola Orsini a seguire, poi Sognatore Adri in quarta posizione, sta passando Sergiti, non ha ancora perfezionato il sorpasso. Numero 12 Intanto la Zenz squalifica per Zenz, squalificato. insiste ancora Sergiti e dopo 700 metri abbondanti sfonda su Seapont J-Bay che appare già in difficoltà. Intanto 58,8 i primi 800 di gara, seconda posizione per Viola Orsini che ora sposta già all'esterno, seguita da Sognatore Adri. Chilometro che si avvicina Numero con 2, Sergiti che lo completa in 1,14,7. squalificato. Finisce squalificato Seapont J-Bay. E intanto siamo a 500 dalla conclusione con Viola Orsini che è passato in vantaggio. L'attacco deciso ora di Un Passion Play, cerca di farsi luce anche Urius Caf dalle retrovie. Un Passion Play prende sotto tiro Viola Orsini, si trascina Urius Caf mentre a contatto c'è lungo la corda Sognatore Adri. Completamento della piegata, Un Passion Play si sta avvantaggiando su Viola Orsini, deve vedersela con Urius Caf. Un Passion Play in vantaggio all'ingresso addirittura. Ci prova Urius Caf a centropista, lo scatto di Urius Caf che va su Un Passion Play. Urius Caf nel finale scherza, vince come vuole. Secondo posto per Un Passion Play, al terzo chiude Viola Orsini. 1,15,5, 38 a chiudere. La vittoria per il favorito Urius Caf, Enrico Bellei in sediolo per il training dello stesso Enrico Bellei, la quota al totalizzatore 2,19. Ed è veramente tutto dall'Arcoveggio di Bologna. Stagione primaverile conclusa e l'appuntamento è con Cesena che dal 3 di luglio inizierà la sua stagione in notturna, venerdì 3 luglio precisamente, e Bologna riaprirà invece in settembre.